Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi ho il desiderio di riprendere l'argomento sigilli che abbiamo iniziato ieri. Vi ho mostrato infatti nella pillola di ieri due metodi di sigillazione, uno facendo un esempio pratico, estrapolando appunto le consonanti di un intento formulato ovviamente seguendo sempre le regole della formulazione corretta, cioè una frase al positivo presente che appunto non abbia le parole non o che non contenga appunto parole di connotazione negativa, devono essere tutte i nostri intenti formulati in chiave positiva, sia nel modo di esprimere che di parole utilizzate appunto, sia appunto in parole utilizzate che di per sé siano positive. Oggi vi mostro appunto, scusate, e l'altra tecnica era disegnare appunto un fumetto, comunque un'immagine, un qualcosa che contenga al suo interno il senso del nostro intento, oppure se è legato ad un fumetto, una piccola storia che narri nei dettagli quello che decidiamo o desideriamo sperimentare e vivere. Esistono ovviamente altre tecniche, parlerò poi a suo tempo anche dei sigilli salomonici, che sono però collegati all'alta magia cerimoniale operativa e dunque richiedono un altro tipo di sforzo e di impegno. Non solo, sono sigilli noti e conosciuti da tantissimo tempo, a suo tempo caricati da moltissimi occultisti e dunque attingono ad un potenziale eterico molto grande. Da qui è spiegato anche l'immensa efficacia che hanno, oltre al fatto appunto di contenere al loro interno nomi di entità o di intelligenze divine. Ma veniamo a un'altra facile tecnica che può essere fatta autonomamente in qualsiasi momento con qualsiasi intento. Ripetiamo appunto la necessità di formulare un intento breve, chiaro, al positivo, possibilmente indicativo presente e privo appunto di negazioni o preferibilmente senza parole che abbiano una loro connotazione negativa. Mi direte quale, per esempio? Allora, incolumità. Incolumità, per fare un esempio proprio chiaro a cui tutti prima o poi abbiamo pensato, no? Cioè il fatto di ogni giorno essere o è sempre indegno, incolumi da qualunque evenienza. Potete capire che di per sé l'incolumità è una parola straordinaria, bellissima, ma anche perché appunto porta con sé un significato di protezione, ma dal punto di vista esoterico o comunque dal punto di vista del subconscio e della formulazione degli intenti è da evitare, poiché una parola come incolumità prevede che si passi attraverso un'esperienza non positiva e che se ne esca incolumi. Dunque, cioè, per quale ragione affaticarsi nel creare situazioni da cui uscire incolumi? Creiamo direttamente situazioni positive. Oppure, appunto, utilizziamo questa tecnica per creare in noi nuovi spazi, e potrebbe essere assolutamente alternativa alla programmazione del subconscio. Però per quale ragione in questo caso con questa tecnica che vi dirò non siamo prossimi alla programmazione del subconscio? Poiché è più un tipo di sigillazione che si avvicina alla ritualistica. Ora vi spiego meglio. Tanto per cominciare avete bisogno di disegnarvi una cosa del genere. Al solito uno scarabocchio a mano libera, l'avete visto, potete fermare l'immagine così da copiarvelo
sicuramente vi verrà meglio di come è venuto a me, ma riproducete appunto questo schema. Come avete visto, contiene tutte le lettere dell'alfabeto, quantomeno l'alfabeto nostro, no? Della nostra lingua, anche se appunto ci sono lettere come la J, la K, la X, la W, insomma la Y, che usiamo molto meno statisticamente, però esistono nomi, esistono anche oggetti che ormai portano appunto anche queste lettere al loro interno, all'interno del loro nome. Cercavo questo. Allora, come ci muoveremo dunque di qui in avanti? Faremo come ieri, perciò per chi dovesse essere capitato su questo video e non avesse potuto guardare l'altro, quello di ieri sui sigilli, lo invito a guardarlo così da completare le informazioni, perché non starò di nuovo a fare l'esempio, tra l'altro mi è scappata una vocale sbagliata, a fare l'esempio come ieri, dunque a ricalcolare quali sono le lettere da estrapolare. Passerò direttamente alle lettere estrapolate, usando lo stesso preciso intento di ieri. Come ci comporteremo in questo caso? Con quella stringa di consonanti noi andremo a identificare, facciamo così, allora la lettera P, eccola qui. A questo punto questo è il nostro punto di partenza. Lo faccio invece che con questa penna usando un colore, eccolo qua, un colore, così che forse questo colore non è adatto perché essendo troppo chiaro potrebbe non vedersi in video, ok, verde. Allora, partiamo dalla lettera P, come ho detto, facciamo un bel punto e dalla lettera P tracceremo una linea che congiunge con la seconda lettera, che è la lettera R, perciò faremo un tratto fino a qua. Ora ve lo mostro. Ecco, abbiamo compiuto un primo tratto. Seguirà alla lettera R, sempre secondo l'intento estrapolato dell'esempio di ieri, la lettera L. Io me la vado a cercare e da dove sono arrivata alla lettera R mi muovo e vado sulla lettera L. Continuo, la lettera successiva è la lettera S. Dunque, dalla lettera L io torno sulla lettera S. Dico torno perché nel grafico risulta sotto. Eccola qua. Segui la lettera C. Allora io dalla lettera S, dove sono arrivata, vado alla lettera C. Vi potete aiutare con un righello volendo. Ecco, la prossima è la lettera V, che è qui. Ok? F. N. Ora vado avanti, ve lo faccio vedere alla fine. Avete capito che dovete partire sempre dall'ultima posizione raggiunta e collegarvi alla nuova lettera. Alla fine di tutto, N, T, M, G.
Mm. Alla fine di tutto si sarà formato un ghirigoro, una forma geometrica complessa che noi possiamo decidere di riportare oppure di lasciare così com'è, ma se vogliamo possiamo anche estrapolarla dal circuito delle lettere e disegnarla a parte. Questo sarà in sintesi, diciamo, il grafico, il disegno magico collegato al nostro intento. Come possiamo proseguire? Perché ho detto che ha affinità con la ritualistica magica? Perché una volta disegnato questo disegno, questa figura geometrica che appunto collega le lettere del nostro intento, ovviamente in ordine per come compaiono a seguito dell'estrapolazione, questo disegno poi viene bruciato sulla fiamma di una candela. Dunque ha già un qualcosa collegato alla ritualistica. Usando l'elemento fuoco noi facciamo questo nuovo inizio, propiziamo questo nuovo inizio e lo inviamo quello che è contenuto nel nostro sigillo nei mondi sottili. Dunque è già un passaggio più complesso. È il motivo per cui chiaramente non è attinente alla programmazione del subconscio, è legato al fatto che bruciandolo noi non lo conserviamo più in quello che è la nostra memoria, cioè e sarà sempre nella nostra memoria perché tutto viene conservato, non c'è nulla che sfugga, ma viene consegnato invece che alla realizzazione interiore del nostro subconscio, viene consegnato alle entità spirituali. Ad ogni modo, ripeto, è scritto nel nostro subconscio, perciò è soltanto una pratica diversa. Anche qui dunque vi lascio questa altra tecnica che potete usare per raggiungere i vostri scopi, fate qualche esercizio e raccontatemi poi com'è andata. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando insomma al prossimo appuntamento, alla prossima condivisione. Grazie sempre, un grande abbraccio dalla vostra Edegarda.